Eccoli i piccoli partecipanti ai 3 eco-concorsi promossi da Savno e Consorzio di Bacino Sinistra Piave tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie del comprensorio per incentivare corretto smaltimento dei rifiuti e lotta all'inquinamento. Al Teatro Toniolo di Conegliano la premiazione di Stampa e Ricicla, decora il presepe 2017 e raccogli l'olio, doni un tesoro. Oltre 14.000 gli studenti coinvolti, quasi 200 scuole, anche quelle dell'infanzia, 27 delle quali sono state premiate. Riciclare vuol dire usare dei materiali che sono già stati usati in un nuovo modo. Noi abbiamo realizzato una lampada utilizzando un flauto, un paralume vecchio e della carta di spartiti. Al concorso Raccogli l'olio e doni un tesoro hanno partecipato 7.600 studenti di tutte le età, che hanno raccolto in un solo mese ben 11.105 kg di olio vegetale esausto. È un premio che abbiamo istituito 2 o 3 anni fa, ma che incrementiamo un'altra volta. Abbiamo cominciato con i presepi, l'olio e forse ancora qualche cos'altro andando in futuro. Premiate anche le 13 scuole che si sono distinte nel concorso dedicato al Natale e al presepe. Abbiamo realizzato questo simbolo del Natale. Prima ci stiamo confrontandoci su varie tecniche da utilizzare. Ognuno ha portato alcune cose che magari i genitori avevano utilizzato per i vari lavori. Abbiamo dato anche delle idee, abbiamo messo tutte insieme le nostre idee. In Veneto si fa la raccolta differenziata, quindi si riesce a riciclare moltissime cose. Grazie.